Salgono a 38 i contagiati da coronavirus in Veneto, con 3 nuovi casi. È sempre Vo la zona rossa, quella con il numero più alto di contagiati, che ora sono 29. Di questi, uno è il povero Adriano Trevisan, che non ce l'ha fatta. 2 sono ricoverati a Padova in terapia intensiva, 12 nel reparto di malattie infettive, sempre a Padova, e 14 in isolamento domiciliare a casa. È delle ultime ore un caso registrato a Limena, un anziano che si è sentito male mentre era nel distretto sanitario, uffici che il sindaco Tonazzo ha fatto chiudere subito dopo con un'ordinanza. E poi positivo anche un infermiere che abita a Vigo d'Arzere, alle porte nord di Padova, che lavora all'ospedale di Dolo. È in isolamento a casa, la fonte del contagio è nota, quindi la procedura è chiara. Le autorità però sono alla disperata ricerca della persona che ha fatto partire il contagio a Vo. Ieri si era ipotizzato che potesse essere un residente di Albettone, al confine con Vo, ma il tampone è risultato negativo, quindi tutto da rifare. Intanto a Padova è inevitabile il calo di attività, scuole chiuse, centro semivuoto, chiese deserte, compreso il Santo, dove si può entrare a pregare, ma dove non si celebrano messe.